oggi sta davvero stringendo ancora di più. In effetti, ragazzi, il bollino rosso è quasi, non dico dappertutto, ma più o meno. Ad esempio, oggi ci sono 5 città segnate dal bollino rosso, che sono Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Queste sono le 5 città bollino rosso per oggi, di cui si aggiunge, ragazzi, come bollino arancione, cioè ancora critico, Bologna, Frosinone, Milano, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Verona e Viterbo. Quindi rosso e arancione vola proprio in Italia. Domani invece, ragazzi, sono 13 le città col bollino rosso, quindi molto caldo. Frosinone e Genova, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste e Verona, cioè tutte quante sono bollino rosso. Domani col bollino arancione, cioè di sotto di quello rosso ci sta Viterbo, Venezia, poi ci sta Milano, poi ci sta Campobasso e poi ci sta Ancona. Diciamo che tra oggi e domani è un casino di ondata di caldo, quindi supereranno i 40 gradi tutte queste regioni che ho chiamato bollettino rosso e arancione. Quindi il livello di allerta massimo è rosso, quindi è a livello 3, e quello arancione è il livello 2. Poi altrove è sempre livello giallo, cioè livello 1, quello là normale. Quindi, ragazzi, la maggior parte di livello 3, condizioni ad elevato rischio che persistano per 3 o più giorni consecutivi, cioè questo è quello là più pesante. Invece il secondo, temperature elevate che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi, diciamo, che sono suscettibili, cioè persone che sono malate, che hanno patologie, tutte queste cose qui. Quindi, come ben potete vedere, ragazzi, sono tutte e due critici, sia quello arancione che quello rosso. Quello rosso è uguale a quello arancione, cambia solo che la durata dei giorni sarà di più di 3 giorni, però influisce anche sulla salute delle persone. Quindi questa è l'unica differenza, che l'arancione è a livello di quel giorno, invece il rosso può durare per 3 giorni consecutivi. Quella è la differenza. Quindi, ragazzi, questi sono, diciamo, il bollettino che è emanato il Ministero della Salute, quindi non è che l'ho fatto io. Potete consultare anche sul Ministero della Salute sul sito e controllate che quello che ho detto è vero. In effetti non c'è problema, potete consultarlo, come ho letto qui, sta scritto lì. Quindi, ragazzi, massima attenzione come in questa foto, ragazzi, sciacquarsi, bagnarsi la testa, come vedete quest'uomo come si bagna la testa, la faccia, bagnatevi i polsi soprattutto se state in mezzo alla strada, perché i polsi è quello importante per la circolazione. Se potete, bagnatevi un pochino la testa, non fa male tanto, e cercate queste stupidaggini, perché molte volte si sentono proprio delle cose che possono essere evitate. Quindi portate il bambino con voi a fare la spesa, oppure il cane lasciatelo a casa, il gatto, qualsiasi animale lasciatelo a casa. Quindi evitate di rimanerli in auto mentre voi andate dal salumiere, dal macellaio, quindi evitate questa cosa. Ragazzi, vi auguro un buon proseguimento di giornata, buon appetito, buon lavoro a chi sta lavorando, oppure chi sta al mare, buon bagno, che vi devo dire. Io di certo oggi non mi muovo perché qui si squaglia, non ci penso proprio. Sono sceso stamattina a Salerno, proprio si vedeva proprio che usciva il calore da terra ed erano le 11 più o meno, quindi non ci penso proprio a scendere di nuovo ad andare a mare. Quindi, ragazzi, un saluto da me e ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti.